avevamo la disponibilità e perché non farlo? Perché non farlo? Proviamo. C'è solo il cuore dietro la decisione di aprire la propria casa agli sfollati dall'Ucraina. Il cuore della famiglia Armellin, come al momento di altre 30 che hanno dato la disponibilità alla Caritas di Vittorio Veneto. Qui siamo nella sede di Conegliano, dove i volontari incessantemente preparano pacchi di viveri e altro materiale da distribuire alle famiglie che stanno accogliendo chi fugge dalla guerra. Sono quasi tutte ucraine che vivono qui da anni e che si presentano come questa signora con i documenti nuovi di donne e bambini che hanno lasciato davvero tutto sotto le bombe. Questi sono i documenti che hanno lasciato le 3 persone arrivate. Perché non hanno più niente? No. Ho visto che quelli sono arrivati ieri, sono arrivati con un borsone di roba e basta. Chi ci parla è Ugo Bravo, responsabile della sezione di Conegliano della Caritas. Davanti al suo computer scorrono le caratteristiche delle 30 abitazioni già messe a disposizione dai trevigiani. E da ieri sera una di queste ha già accolto il primo nucleo di sfollati. Il gruppo di persone che abbiamo accompagnato era composto da 2 donne, 2 ragazzi e una bambina di 2 anni. Doveva vedere la bambina di 2 anni in che condizioni era. È sempre stata con la testa bassa, ricorderà per la vita quello che sta vivendo in questo momento. Ecco, loro adesso dove sono? Adesso sono a Conegliano, in una via di Conegliano. Nell'essere generico si capisce quanta volontà ci sia nel proteggere queste persone già tanto provate dalla guerra. Ma oltre a mettere a disposizione la casa, si è messo anche al servizio di loro. L'ha accompagnati a fare la spesa, lui ha voluto donare anche quello. Identica la motivazione che fa aprire le case agli sfollati. A parte i ricordi dei miei genitori, dei miei suoceri che hanno vissuto la nostra seconda guerra mondiale, mi hanno sempre insegnato da piccolo di lasciare il mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Che sia una decisione di cuore lo confermano anche i tempi stretti. Chiamato venerdì sera, sabato ci hanno contattato per inviarci già la domenica della gente, abbiamo chiesto qualche giorno in più. Poche ore dove però la solidarietà ha compiuto autentici miracoli. Ho avuto la fortuna di avere degli amici che hanno passato tutta la giornata di ieri con me e mia moglie a pulire, fare tutti i lavori che erano da fare in casa. Ma i suoi amici cosa le hanno detto quando lei gli ha chiesto datemi una mano? Niente, sono venuti. Basta.